Defibrillatori obbligatori nelle aziende? E chi lo sa? Io mi sono posto il dubbio e devo dire che sono rimasto sorpreso dalla lungimiranza del legislatore, voluta o meno che sia. Come molti, o forse pochi, sanno, in Italia muoiono ogni anno circa 60.000 persone da arresto cardiaco o arresto cardiocircolatorio. La chiamano anche MCI, morte cardiaca improvvisa. Questa è quindi responsabile di ben il 10% delle morti che avvengono in Italia ogni anno. Cioè 1 su 1000 non ce la fa. Per fortuna sbagliava Gianni Morandi, 1 su 1000 muore così ogni anno, ma 999 su 1000 ce la fanno. Ma io lo trovo pazzesco e mi viene da chiedermi, perché non se ne parla di più? E se è vero che, secondo gli esperti, il defibrillatore correttamente usato salverebbe il 25% di questi 60.000 morti all'anno, ma stiamo parlando di 15.000 persone che potrebbero essere salvate. E cosa si è fatto finora? Tutti zitti, fino a quando il povero calciatore Pier Mario Morosini nel 2012 è morto in campo da calcio sotto gli occhi di tutti noi, atterriti. Solo allora i nostri politici si sono mossi all'italiana. Ecco il famoso decreto Balduzzi, valido solo rigorosamente nelle attività sportive, ancora oggi in proroga ovviamente, come prassi in Italia. Così si lasciano morire un centinaio di sportivi all'anno. Avete capito bene? Tutto il casino del decreto Balduzzi è finalizzato a salvare un centinaio di sportivi all'anno. E gli altri? E io che non faccio sport? Possiamo morire, mica siamo degli sportivi. Ma visto che mi occupo di sicurezza nel lavoro, sono andato a fondo. E che cosa ho scoperto? Che i morti per MC, morte cardiaca improvvisa, sono all'incirca pari a quelli che avvengono durante le attività sportive e che da una lettura, alcuni direbbero del combinato disposto, ma più semplicemente da una lettura del decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza nel lavoro, e del DM 388 del 2003, dove si parla di primo soccorso, emerge a chiare lettere che nelle aziende va valutato il rischio, in collaborazione con il medico competente, di morte cardiaca improvvisa in relazione al tipo di attività da svolgersi e ai rischi specifici presenti nell'azienda. E per l'articolo 4 del DM 388 va deciso quindi se rendere disponibile nei luoghi di lavoro le attrezzature necessarie e quindi anche il defibrillatore. Quindi un DVR, il famoso documento di valutazione dei rischi che deve essere obbligatorio in tutte le aziende, dovrà sempre riportare queste scelte di prevenzione. Lavori elettrici, lavori in quota, lavori affaticanti, sono solo alcuni esempi di lavori a rischio MC. Allora, datori di lavoro, medici, colleghi consulenti, cominciamo a fare queste valutazioni. Non aspettiamo di essere coinvolti in processi penali. L'INAIL ha già iniziato a favorire l'introduzione dei defibrillatori e la Cassazione si è espressa già dal 2014 nel riconoscere che l'infarto può dipendere da stress lavoro correlato e costituire dunque infortunio indennizzabile dall'INAIL. C'è ancora chi non lo sa e sono molti.